Amici ed amiche di TVBN, mi trovo in questo momento a Custonaci, dove si terrà una manifestazione dal titolo "Per non dimenticare i padri del folklore siciliano". Ecco, davanti a me vicino a me ci sono gli addetti ai lavori, per esempio abbiamo il vicepresidente regionale della FITP e il presidente provinciale della FITP. Subito vi rivolgo qualche domanda. Quanto è importante una manifestazione del genere in una società che ormai è molto distante dalle tradizioni popolari e dalla cultura popolare? Ma per noi è importantissimo, soprattutto le tradizioni sono l'identità di un popolo, quindi non puoi avere un futuro se non conosci le proprie tradizioni, e quindi questa sera questa manifestazione che gli amici del provinciale di Trapani stanno organizzando è veramente importante, e invito tutti a ricordare che i nostri sacrifici, i sacrifici che fanno tutti i gruppi folcloristici sono veramente enormi, e semplicemente a titolo gratuito, solo perché hanno veramente un amore e un attaccamento alla propria terra. Quanti sono i gruppi che si esibiranno? Si esibiranno 5 gruppi della provincia di Trapani che fanno parte della Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari, ma la cosa principale che noi andiamo a rappresentare sono il ricordo di questi nostri padri. Li chiamiamo padri perché se non ci fossero stati loro, noi in questo momento non saremmo qua, e sono esattamente 3 persone importantissime nella nostra storia, nella storia della nostra provincia di Trapani. Pina Adamo, ex coro delle Egadi di Trapani; Pietro Patti, coro lilibetano di Marsala; e Fifì, cosiddetto Majorana, detto Fifì di Custonaci. Sono 3 persone che rappresentano la nostra base. Grazie a loro noi abbiamo la possibilità di tramandare ai nostri figli quelle che sono le nostre tradizioni, perché se le dimentichiamo noi stessi. Come non essere d'accordo? Ecco, ho altri due ospiti, lei è il vicepresidente della FITP. Ecco, sarà una gara quella che vedremo oggi? Ci sarà un premio? È solamente un festival, un'esibizione? No, guardi, è solo un'esibizione. A noi la cosa più importante è rappresentare questi personaggi e allietare con un quarto d'ora massimo, con le nostre canzoni, le nostre tradizioni, il pubblico che ci verrà a vedere, praticamente questo. Allora abbiamo anche il delegato provinciale della FITP della provincia di Trapani, al quale chiedo subito: le nuove generazioni, che tipo di, come dire, sentimento verso le tradizioni popolari, verso la cultura popolare? Purtroppo le nuove generazioni sono un po' distanti dalle tradizioni popolari, perché l'errore è anche nostro, in quanto non riusciamo anche attraverso le scuole ad entrare per poter costruire con loro un futuro per le tradizioni popolari. Il nostro compito è anche questo: riuscire ad entrare nelle scuole fin da piccoli, allevare questi giovani affinché si innamorino di questo genere musicale, perché è un genere musicale a tutti gli effetti, quindi si avvicinano alle nostre tradizioni, perché domani saranno loro che dovranno ricordare quello che oggi stiamo facendo noi. Non ci resta che sentire altri protagonisti, cioè proprio i componenti dei gruppi che si esibiranno fra qualche minuto qui al Teatro di Custonaci. Allora, sono con Luana Lantillo del coro Trapani Mia, coro molto conosciuto a Trapani, ma non solo. Ecco, è ventennale. Ti volevo chiedere quanto è importante tramandare alle nuove generazioni, ecco, un repertorio come quello che può essere quello del coro Trapani Mia. È fondamentale perché ci rende unici e quindi ci fa sentire parte di un qualcosa che è praticamente la nostra terra, quindi la Sicilia. Io praticamente ci sono nata in questo coro e piano piano, crescendo, ne sono diventata anche il direttore artistico. Dicevamo ventennale perché siamo nati praticamente nel 2000, abbiamo infatti messo nel nostro pannello la nostra nascita, che è nell'ambito della processione dei Misteri di Trapani. Esatto. Con qualche foto molto ormai possiamo dire vecchia. C'è infatti mio padre ancora con i capelli. Molto giovane.
Sono in compagnia, cari amici, di due componenti del gruppo Itamorra, un gruppo che ultimamente sta facendo parlare di sé, con l'amico Peppe De Caro e con Gaetano Castiglione, e con loro abbiamo condiviso tantissimi momenti legati al folklore siciliano e alle tradizioni popolari. Allora, parliamo di questa manifestazione di stasera. Intanto, Peppe, ti chiedo subito quanto è importante valorizzare, cioè quanto sono importanti le manifestazioni così come questa per valorizzare la tradizione popolare e magari tramandarla alle nuove generazioni. È importantissimo fare queste manifestazioni, siamo assetati di queste manifestazioni perché lo dobbiamo divulgare alle persone, ai nostri ragazzi, ai nostri figli, far capire la nostra tradizione, da dove nasciamo e da dove siamo arrivati. Quindi è giusto che trasmettiamo queste tradizioni. Che ben vengano. Che ben vengano, bene. Allora, maestro Castiglione, a te chiedo che repertorio farete in questi 15 minuti di spazio che avete sul palco. 15 minuti effettivamente per fare un bel repertorio, per far capire le nostre tradizioni sono poche, però abbiamo fatto un sunto delle cose più importanti e abbiamo pensato di fare un brano di Rosa Ballistreri che per antonomasia è la portabandiera delle nostre tradizioni siciliane. Quindi facciamo Canto e Cunto, che è un brano conosciutissimo, poi facciamo una bellissima serenata E voi dormite ancora, la cosiddetta mattinata, e abbiamo voluto inserire 2 brani natalizi perché siamo in clima di festa e così condividiamo questa gioia con tutti gli altri gruppi. Rapirete la mia attenzione, mi hai detto E voi dormite ancora, quindi già hai detto il top del top della tradizione siciliana. Allora grazie e auguri per questa manifestazione. Giuseppe, componente del gruppo Calabucuto, allora io faccio la stessa domanda che ho fatto un po' a tutti gli altri gruppi che si esibiranno qui al Teatro di Custonaci. Quanto è importante è tramandare la cultura popolare e le nostre tradizioni popolari? Perché te lo chiedo? Perché rispetto agli altri sei più giovane, ecco, tu sicuramente l'hai avuta tramandata questa cultura, questa tradizione, ecco quanto è importante questo processo, questa rigenerazione? Io penso che sia determinante e fondamentale, soprattutto perché senza passato non si può avere futuro, e quindi il fatto stesso di conoscere bene le tradizioni nostre, della terra nostra, e soprattutto parlando del gruppo Folk Calabucuto, il territorio dell'Agro Ericino, conoscerlo in toto e sapere la cultura e le tradizioni di questa terra è di fondamentale importanza per noi giovani che comunque ci accingiamo ad affrontare la vita del futuro. Che repertorio farete stasera? Noi stasera daremo intanto lustro a un personaggio che è stato il primo presidente del gruppo Folk Calabucuto, che è Fifì Majorana Salerno, e praticamente faremo un brano che per noi ormai è diventato l'inno del nostro gruppo, che è Omini in Cava, che è una poesia scritta di Fifì Majorana Salerno e musicata dal gruppo folcloristico Calabucuto. E poi comunque faremo altri pezzi che riguardano la nostra terra, quindi lavori di campagna, dove ci sarà il periodo delle mandorle in festa, quindi il periodo della fioritura delle mandorle, e poi ci sarà un estratto della mietitura del grano. E speriamo comunque di portare avanti le nostre tradizioni e di farle vivere a tutti i presenti qui in questo teatro stasera. Siamo col presidente del gruppo folcloristico I Burgisi di Marsala, che si esibirà fra qualche minuto qui al Teatro Comunale di Custonaci. Le chiedo intanto che repertorio farete, che cosa farete assaporare al pubblico presente qui in teatro? Intanto buonasera, e soprattutto volevo mostrare la nostra gioia nel partecipare in un evento secondo me unico, quello di ritornare indietro a pensare alle persone che ci hanno precedute e che hanno creato il folklore nella provincia. Ecco, noi siamo i testimoni di gente che adesso non c'è più. La serata è una serata speciale per noi Burgisi, un gruppo che esiste da 34 anni, e per la serata abbiamo messo un repertorio in scena e metteremo in scena un repertorio basato sulla civiltà contadina, quindi canti e danze della civiltà contadina,
con i costumi, pensate un po', che sono esposti nella sezione etnografica della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Palermo. Se andate lì troverete il costume che stasera le nostre donne indosseranno. Quindi un momento d'orgoglio, un momento di gioia in un evento che secondo me è da ripetere negli anni. Mi ha raggiunto il presidente del gruppo folclorico Marsala Antica, al quale chiedo quanto è importante valorizzare ciò che rimane della nostra cultura popolare, delle nostre tradizioni popolari che giorno dopo giorno subiscono un leggero declino. È importantissimo, perché dico sempre, noi siamo quel che siamo stati e se rinnegare il proprio passato è come negare noi stessi, quindi mantenere vive le nostre tradizioni ci permette di capire da dove veniamo e dove vogliamo andare. Questo è importante. Che repertorio presenterete qui al Teatro di Custonaci? Stasera in questi 15 minuti presenteremo un repertorio che darà più prevalenza ai canti e visto anche l'aspetto logistico che è un palco non abbastanza grande, però mette molto in evidenza le voci, quindi abbiamo coniato un repertorio che offriremo al pubblico con molto piacere. La vocalità insomma, del nostro gruppo sarà messa molto a risalto. Sindaco, oggi una bella manifestazione qui a Custonaci presso il Teatro Comunale, è una manifestazione per ricordare i padri del folklore siciliano. Si esibiranno questi gruppi folclorici e ognuno presenterà i propri repertori. Le volevo chiedere quanto è importante per la società in genere, ecco, valorizzare ciò che rimane delle tradizioni popolari e della cultura popolare. Intanto devo ringraziare il Coro Calabucuto e tutti i gruppi che hanno scelto Custonaci come sede di questa rassegna dei gruppi folco. Dicevo, è un fatto particolarmente importante, fra l'altro il teatro l'abbiamo inaugurato da qualche settimana, quindi ospitare questa rassegna è davvero, siamo orgogliosi di farlo. E in effetti io vedo che a Custonaci, per l'esperienza che ha il gruppo di Custonaci, vedo che negli anni si rinnovano e quindi i giovani praticamente portano avanti le tradizioni antiche, perché il folklore è anche cultura di tradizione, le canzoni tipiche del nostro territorio, e quindi va valorizzato e va sostenuto.